miei fornitori è gente che si sporca le mani, sono i contadini, sono i norcini, i salumai, sono i malgari, sono persone straordinarie. Le facce dei contadini raccontano il loro mondo, raccontano la loro storia, hanno il segno vissuto del passato. Tramandano conoscenze antiche che vanno valorizzate, vanno riscoperte, vanno incentivate. Sono sempre grandi esperienze, perché il gesto antico di vedere un contadino sul campo, di vedere un artigiano che impasta il salame, di vedere un malgaro che lavora il latte, sono gesti che ci riappropriano un po' della nostra natura, del nostro essere veneti, di essere italiani, insomma, ci riappropriano un po' della nostra cultura. Io in anno in media faccio 40.000 km, considerando che almeno 10-12 ore del giorno le passo in cucina e al ristorante. Significa a volte il martedì, il giorno di chiusura, partire il mattino presto e andare a cercare il tal prodotto. I sapori sono sempre esistiti, solo che a volte sono magari sommersi, sono sotterrati da un uso comune, sono seppelliti, insomma, e si tratta solo magari a volte di andarli a riscoprire. Secondo me i gusti veri sono quelli che non si dimenticano, sono quelli che si depositano nella memoria. Questi sono i nostri gusti.